Torniamo a parlare di San Giovanni con due amici di radioattività. Io ricordo ancora la prima intervista che feci a Massimiliano Lionetti e a Federico Aiello tanti anni fa. Erano giovanissimi, io ero più giovane, loro erano veramente giovanissimi. Oggi sono due colonne della prima squadra del San Giovanni. Siamo nella parte conclusiva di questa intervista, ma chiudiamo in qualche maniera con due giocatori rappresentativi, io direi, di tutto il calcio dilettantistico triestino. Cominciamo con ripresentarli per chi magari non vi conosce. Max Lionetti, ci eravamo conosciuti all'epoca quando giocavamo nella Triestina, e oggi sei in questo momento un po', non sono capito bene, però racconta un po' la tua esperienza qui a San Giovanni, poi arriveremo a Federico. Allora, io sono arrivato a San Giovanni l'anno scorso a dicembre, grazie a Federico, hanno smesso, mi hanno fatto tornare la voglia di venire e sono ritornato, mi sono trovato bene nonostante la retrocessione e quindi quest'estate abbiamo avuto un po' di voglia di rivalsa e assieme al Presidente abbiamo deciso di dare una mano e di cercare di allestire una squadra per vincere il campionato. Come mai siete voi, cos'è accaduto? Che i tuoi gol servono per questa squadra, poi io lo ripeto per l'ennesima volta in questa intervista, sono giovani, quindi siete fuori parte per noi. Mi sono infortunato un po' stupidamente nella partita con il Costalunga, uno strappo che mi causerà uno stop di un mesetto e mezzo. Spero di essere pronto per il rush finale, diciamo. Siamo a Federico Aiello, anche tu istituzione del calcio dilettantistico e quindi sei tu il protagonista quindi di questa chiamata anche di Max qua a San Giovanni. Se a differenza di Max io sono un po' più istruzione per vecchiaia e non per qualità calcistica, ma vabbè. No, sì, siamo amici da sempre, diciamo ormai penso da 25-30 anni. L'anno scorso avevamo urgente bisogno di aiuto e Max ha accolto la nostra richiesta. L'ha accolta secondo me anche perché credo di aver trasmesso quello che è questa società e quello che la società a me ha trasmesso nei pochi mesi di vivere qui. Sono arrivato l'anno scorso, all'inizio dell'anno, dopo aver già parlato credo un paio di anni fa con il Presidente e niente, qua si sta bene. Approfondiamo proprio questo aspetto. L'altro non è stata una stagione facile, chiaramente una concessione con degli scuole e quant'altro. Quest'anno un campionato invece d'alta classifica, con il Costalunga, però questa è una società realmente più storica di Trieste, rappresenta un rione molto popoloso, io molto sempre ci ragiono. San Giovanni ha più abitanti di molte avversarie attuali della Triestina. Verona, partita che abbiamo raccontato poco fa su Radio Attività, ha meno abitanti di San Giovanni. Qui si respira storia in questa struttura, in questo campo. Sì, è proprio questo, cioè entrare qua dentro, entrare in questa sede, nel campo, al bar, insomma, è tutto concepito con una certa logica perché rappresenta la storia del calcio triestino. E questa cosa qua viene trasmessa in primis dal Presidente, ma in realtà da tutti i collaboratori della signora. Ed è questo un po' secondo me la forza da cui noi della prima squadra dobbiamo ripartire proprio per riportare i San Giovanni dove merita. Massimiliano, un bel campionato, c'è appunto quello con Costalunga, l'ho sconto diretto alcune settimane fa, poi c'è stato un passaggio vuoto se non ricordo male, però rimarrà fino alla fine, questo è l'obiettivo alla fine del vostro gruppo. Ma sicuramente il nostro obiettivo è quello, cercare di vincere questo campionato. Fino a dicembre siamo stati sempre noi in testa, all'inizio di gennaio abbiamo avuto 2 o 3 battute senza mai perdere, però con 3 pareggi di fila, adesso ci hanno passato, sono in testa loro, meritatamente diciamolo, perché bisogna essere onesti, se dall'inizio dell'anno non hai mai perso una partita, hai sempre vinto, pareggiato, recuperato e vinto partite nei minuti di recupero, significa che sei in testa per un motivo. Ha inciso molto, abbiamo detto Federico, ma com'è questo gruppo squadra? Io ho visto le partite vostre, ho avuto grande feeling in campo, poi la novità spesso della forza di una squadra da proprio del gruppo. Sì, sicuramente, è stato proprio il ragionamento che abbiamo cercato di fare quest'estate quando abbiamo allestito la squadra.
prima di tutto un gruppo di amici, un gruppo di persone che venga volentieri e che accetti di provare a vincere questo campionato, tanto volte la mentalità fa la differenza. Obiettivo nobile quello di provare a portare il San Giovanni nelle categorie che merita, società al San Luigi che ha potuto anche giocare la Serie D, non c'eravate credo voi due, ma ha giocato anche la Serie D interregionale. Io ero piccolino, quindi era un obiettivo nobile. Non sarà semplice però vincere il duello con il Costalupo, come diceva Max, è una squadra molto molto solida. Sì, è una squadra che i risultati parlano, il campo parla sempre, e credo che noi abbiamo passato un periodo un po' di difficoltà a ridosso delle festività, tra l'altro, e il fatto appunto secondo me delle vacanze non ha aiutato il nostro periodo difficile. Adesso ci dobbiamo rimettere in carreggiata, fare il nostro campionato e guardare in alto, perché quello che noi dobbiamo puntare, la società punta, ed è importante per tutti credere nel raggiungimento dell'obiettivo. C'è stata anche goliardia nel corso di questa intervista dedicata al San Giovanni con gli ospiti che abbiamo sentito in precedenza, quindi un minimo anche devo mettere in difficoltà voi con la classica intervista doppia. Un pregio e un difetto dell'altro, naturalmente, non posso. Per cui inizia tu con un pregio e un difetto di Federico. Allora, dopo ovviamente ha l'opportunità, quindi stare attenti. metti in difficoltà. Sicuramente un pregio è la voglia sempre di aiutare gli altri e di mettersi in gioco per tutti. È un difetto. Grazie mille. Un difetto che ogni tanto dovrò passarne di più e posso cercare che data fuori aria. Di solito uno sarebbe tantissimo se l'altro si dice che è permaloso, vediamo se verrà fuori adesso. Federico? No, non siamo permalosi, credo nessuno dei due. Beh, forse un po' più io di lui, quindi non gliela passo più sostanzialmente. Come pregi, le qualità calcistiche parlano da sole, ma soprattutto le qualità umane che ha. La nostra amicizia parla chiaro, 30 anni ci conosciamo e ci vogliamo bene, quindi questo è il pregio più grande che ha, una bellissima persona. Come difetto, ogni tanto mangia troppo, sia in campo che fuori, mettiamola così. Ognuno ha i suoi difetti, non è neanche male. No. La prossima volta che, anzi qua, vedremo se magari una bella pasta adesso, una roba, non l'ha sentito, è concentrato. È stato anche lui protagonista di questa intervista. Ragazzi, dovrete andare al campo, immagino, naturalmente per allenarvi, tu magari fai parte, se no differenziato, come si dice in questi casi. Da parte mia un grosso in bocca al lupo, spero con il calendario complice di poter ancora venire a vedere una vostra partita da qui alla fine dell'anno, quindi un grosso in bocca al lupo, però salutate i vostri compagni di squadra, motivateli magari con un messaggio radiofonico. Grazie anche a te per questa intervista e speriamo che vada tutto come abbiamo pensato a inizio anno. Io concludo invitando tutti a vedere le partite del Sancio, soprattutto in casa, perché bisogna sfruttare questa struttura fantastica che abbiamo a disposizione. Ti ringrazio a te Guido dell'invito e niente, ai miei compagni dico forza Sangio, perché mi ripetono spesso che lo dico troppe volte, ma è uno slogan giusto e corretto per questo nostro staff. La lunga intervista al San Giovanni Calcio finisce qui, seguite, mi raccomando, San Giovanni sui social network, Facebook, Instagram e anche tutti gli altri, sono i più giovani ancora, Twitch, queste cose qua. Siamo dappertutto noi di San Giovanni. Grazie. Non so che altri social network. No. Instagram.